Una vera e propria rivolta con materassi e coperte in fiamme, operatori sanitari aggrediti e costretti a barricarsi all'interno di alcuni locali per sfuggire alla violenza dei ribelli. Una notte di paura, quella vissuta nella comunità terapeutica Un Segno di Pace in località Crosara a Marostica, che ha portato all'arresto del cospiratore, un 43enne vicentino che ora si trova rinchiuso in una struttura di sicurezza psichiatrica. I fatti risalgono al 10 maggio scorso. Alle 22 arriva una chiamata al 112. I carabinieri si precipitano sul posto, la situazione è di assoluto caos, la struttura è praticamente nelle mani dei rivoltosi, gli ospiti della comunità cercano di sfondare la porta con ogni mezzo dopo aver oscurato con alcune coperte le telecamere, in fiamme, materassi e biancheria, i militari fanno eruzione anche con gli estintori e placano la situazione. Il 43enne che ha guidato la ribellione viene condotto al San Bassiano. Ora, a seguito degli accertamenti svolti e data la pericolosità dell'uomo, l'autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento dal reparto di psichiatria dell'ospedale alla struttura di sicurezza.